Pace a tutti, benvenuti. Questa mattina voglio soffermarmi su una piccolissima parte del Salmo 23 che dice «Egli mi ristora l'anima», e vorrei vedere delle traduzioni diverse nelle varie Bibbie per incoraggiarvi questa mattina a lodare il Signore. Un'altra traduzione dice «Egli rinfresca la mia anima». E allora che Dio possa oggi rinfrescare la tua anima, la tua fede e il tuo coraggio. Un'altra traduzione dice «Egli mi rinnova il vigore». Che Dio possa rinnovare il nostro fisico, la nostra spiritualità e i nostri pensieri. E un altro ancora dice «Egli mi fa riprendere fiato». Allora io vorrei invitarvi oggi a fare un bel respiro profondo e entrare nella casa del Signore con ringraziamento e con lode. Lodiamolo perché Lui è degno. Amen. E come ai tempi di Mosè, giustizia e pace vogliamo, ma siamo in tempi di prova, di guerra, di fame e terrore, e siamo la voce che ancora grida, prepara la via del Signore. Gesù suonerà, di gloria splenderà, lo innalza, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Come il tuo servo Ezechiele, il soffio di Dio attendiamo. Ed ora che c'è la raccolta e i campi son bianchi oramai, noi siamo i tuoi servi e ancora ridiamo, venite ritorno al Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalza, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Gesù è il nostro Signore, 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 Gesù è il nostro Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalza, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalza, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Quanti lo vogliono dire questa mattina Gesù è il mio Signore? O meglio, quanti lo possono dire Gesù è il nostro Signore? Alleluia, allora lo cantiamo con tutto il cuore. Noi siamo la sua Chiesa, amen. Allora cantiamolo e diciamolo, facciamolo sentire a qualcuno che Gesù è il nostro Signore. Amen. Lo dobbiamo dichiarare. Gesù è il nostro Signore, 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 Gesù è il nostro Signore.
Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte su Gesù ritornerà. Gesù, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Alleluia, non è soltanto su quella croce che c'era scritto il Re dei Giudei. Tu sei il nostro Re, Signore, lo dichiariamo questa mattina. Tu sei il Re e Signore delle nostre vite, delle nostre case, delle nostre famiglie, di questa comunità. Tu sei il Re, Signore. Alleluia, siamo qui per lodarti, Signore. Non abbiamo altro scopo se non quello di lodare il tuo nome. Alleluia.
Dio. Grazie Signore, grazie. Alleluia. Meraviglioso sei, chi è come te, Gesù. Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Padre di grazia, nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Io non desidero
Sapete, Gesù disse: la mia casa sarà una casa di adorazione. Quando noi veniamo qui, la prima cosa che noi dobbiamo fare, proprio la prima cosa, ce lo dice anche il Salmo: entrate nei suoi cortili con ringraziamento e con lode. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è quello di ringraziare il Signore, aprire il nostro cuore davanti a Lui e lasciare che lo Spirito Santo questa mattina tocca i nostri cuori, ci prepara anche per ricevere la parola, ma soprattutto che ci faccia avere comunione intima con Lui. Non può essere un culto, non è un culto se non adoriamo il Signore, il nostro Re. Abbiamo libero accesso al trono della grazia. Alleluia, tu Gesù. Ai tuoi piedi arde il mio cuore, ai tuoi piedi ti dono ciò che ho, luogo sicuro, solo le tue mani, dove niente mi può fare del male. Mi perdonasti, mi accettasti alla tua presenza, mi rialzasti ed io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Ai tuoi piedi arde il mio cuore, ai tuoi piedi ti dono ciò che ho, luogo sicuro, solo le tue mani, dove niente mi può fare del male. Mi perdonasti, mi accettasti alla tua presenza, mi rialzasti ed io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi.
alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi, non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Quanti hanno un bisogno di ricevere una parola da parte di Dio? Scusate, alzate la mano gentilmente. Gloria a Dio, il resto potete anche uscire. No, vuol dire che non avete bisogno adesso, ma va bene, una buona parte, anzi la maggior parte. Allora, non so se voi ve ne siete accorti, ma io sto tenendo un filone nelle predicazioni, cioè il Signore sta mettendo nel mio cuore di tenere delle tematiche di predicazione nella Chiesa del Signore. Tutto viene da un motivo ben valido, cioè che la Chiesa negli ultimi tempi si raffredderà. La parola di Dio dice: la carità dei più si raffredderà. Ci saranno tante cose, si sparleranno gli uni con gli altri, e noi lo vediamo, realizziamo queste cose, si sparleranno gli uni con gli altri. È uno dei segni degli ultimi tempi. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Filippesi, dice: se avete una parola che è di buono, una parola che consola, una parola che esorta, ditela, perché questo è quello che edifica la nostra vita. Siamo già bombardati fuori dalle persone al lavoro, in azienda, dove tu sei, magari sei un poco di buono, non sei capace di fare, devi sempre dimostrare di essere chissà chi, a gomitate, bisogna andare avanti. Nella Chiesa del Signore non è così. Nella Chiesa del Signore vanno avanti gli umili, coloro che sono asini, che vogliono servire il Signore, che vogliono portare i carichi, sono quelli che Dio ama. Dio non sceglie cavalli di razza. Me l'avete sentito dire tante volte. Quando qualcuno mi ha detto: ma sai, io sono un cavallo di razza, ho detto: non ne abbiamo bisogno noi qui di cavalli di razza. Gentilmente, se vuoi andare a correre in un altro recinto dove ci sono i cavalli di razza, noi qui non abbiamo bisogno di cavalli, noi abbiamo bisogno di asini che sanno portare. E te, nella scrittura noi vediamo che l'unica volta che noi troviamo nella scrittura che dice Gesù ne ha di bisogno, che Gesù aveva bisogno, era proprio di un asino. Perché dice: andate a sceglierlo, a scioglierli, se vi chiederanno a che cosa state facendo, dice Gesù ne ha bisogno. Ecco, Gesù ha bisogno ancora di asini. Io sono un asino che parla, ma già ha parlato una volta, e io voglio ringraziare il Signore, voglio rimanere tale, voglio rimanere asino, perché è facile cambiarsi e camuffarsi da cavallo, ma non lo siamo asini, ed è buono essere asini. Allora, il messaggio che io feci 3 domeniche fa è: noi predichiamo Cristo, vi ricordate? Cristo al centro della Chiesa, vi ricordate che disse: se dovesse essere l'ultima predicazione, che cosa dovrei predicare? Noi predichiamo Cristo, la Chiesa è chiamata a predicare Cristo. Poi l'altra domenica ho predicato Dio è il mio Dio, cioè il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dice: no, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Cosa voleva dire questo? Voleva dire che il nostro Dio deve essere un Dio personale, è il mio Dio. Io non posso dire il Dio di mia moglie, ma è il mio Dio, e mia moglie dirà è il mio Dio, perché un giorno ognuno di noi comparirà personalmente davanti a Dio. Non ci porteremo nessuno, sapete, lì, non potremo portarci nessuno, risponderemo direttamente a Dio personalmente ed individualmente. Dio è un Dio personale. Questa mattina io voglio parlarvi in modo particolare di 3 tipi di presenza di Dio. Ascoltate, questo messaggio non è tanto un messaggio, come dire, una predicazione individuale personale, ma questo qui è più un insegnamento dottrinale, molto importante per la Chiesa, per il tempo in cui stiamo vivendo. E allora tu adesso capirai e comprenderai l'importanza di sapere che cosa significa essere figlio di Dio. Ok? Allora, noi troviamo nella parola di Dio 3 tipi della presenza di Dio. Il primo assoluto è che Lui è onnipresente. Cioè Dio è onnipresente, in qualunque luogo, in qualunque posto, la presenza di Dio c'era. Anche prima della creazione lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque
La presenza di Dio c'era, è sempre stato. Tu in qualunque posto potresti andare a metterti, in qualunque luogo tu potresti andarti a nascondere, Dio lì lo trovi. C'è. Perché non c'è posto che possa nascondere la presenza di Dio. E questo lo troviamo nel Salmo 139, il versetto 7. Davide dice: dove me ne fuggirò lungi dal tuo cospetto? Se salgo in cielo, ecco di quivi. Se vado nel soggiorno dei morti, anche lì la tua mano mi viene a prendere. Dove posso nascondermi io dalla tua presenza? Quindi il primo è l'onnipresenza di Dio. Dio è dappertutto, in qualunque luogo, in qualunque posto. Non puoi nasconderti da Dio. A volte si pensa, qualcuno nella scrittura abbiamo visto che ha pensato di nascondersi, oppure tu a volte pensi anche che certe cose Dio non le vede. No, Dio vede tutto. Dio vede tutto di te, vede tutto di me. Dio vede anche le tue lacrime. Vede anche il tuo cuore triste. Dio vede ogni cosa e conosce ogni cosa. Prima che la parola nella tua bocca viene pronunciata, Dio la conosce già. Perché sa tutto di te. Magari la persona che tu hai più vicino a te, più cara vicino a te come marito, come moglie, che dovrebbe essere quella persona che di te dovrebbe sapere tutto, perché non si può nascondere nulla. I due saranno una sola carne. Quindi non possiamo nascondere nulla. A volte certe cose le teniamo, le nascondiamo, non vogliamo farlo sapere. Perché? Perché comunque in qualche modo non vogliamo farli star male, non vogliamo farli soffrire, o cerchiamo di tenere... Poi non vi dico io come pastore, tante cose a mia moglie ad esempio non posso rivelare, non posso dire niente, perché sono cose personali, sono cose che magari non posso in qualche modo aprirmi, però lei sa, basta che mi guarda e dice, qualcosa non va, vero? Perché vede la sofferenza, vede il pianto, vede che la notte mi alzo, mi agito, vado avanti e indietro, perché certe cose mi prendono, mi toccano il cuore. È il peso che Dio mi ha dato come pastore. Ma non possiamo nascondere nulla a Dio, perché Dio sa ogni cosa, conosce ogni cosa. E questo deve essere una certezza nella nostra vita, perché se questo è certezza nella nostra vita, fratelli, la vita va meglio. Tante cose vanno meglio, perché allora lasciamo, anche in alcune situazioni, lasciamo la vendetta nelle mani del Signore, perché Lui sa tutto e conosce ogni cosa, dobbiamo affidarlo al Signore. Poi c'è la presenza manifesta di Dio. Allora mi state seguendo? Qualcuno sta prendendo appunti? Ok, c'è l'onnipresenza di Dio, poi c'è la presenza manifesta di Dio. Cosa significa la presenza manifesta di Dio? La presenza manifesta di Dio è quando Dio si manifesta. Quando Dio si manifesta attraverso potenti operazioni. Quando Dio si manifesta nella Chiesa. La parola di Dio dice in Matteo 18:20, poiché dove 2 o 3 sono radunati nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Dio è manifesto nella sua Chiesa, in mezzo a loro. Ecco perché devi venire in Chiesa. Devi venire dove ci sono dei fratelli, delle sorelle che adorano il Signore. Dice proprio così la parola di Dio, che Egli ha stabilito che lì sia la benedizione e la vita eterna, dove stiamo insieme per lodare il Signore. Poi c'è la terza, la presenza di Dio in noi. E questo è quello che ti rende un figlio di Dio. Questo è quello che fa la differenza da chi conosce il Signore e chi non conosce il Signore. La presenza di Dio in noi. L'abbiamo letto Giovanni capitolo 14 versetto 17. Gesù disse: lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Gesù disse: bene che io me ne vado al Padre, perché quando andrò al Padre io vi manderò il Consolatore e sarà con voi ed Egli vi rivelerà tutte le cose. Lo Spirito Santo non ha motivo, la Chiesa non ha motivo di esserci se non c'è la potenza dello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che salva, lo Spirito Santo che libera, lo Spirito Santo che guarisce, lo Spirito Santo opera. Lo Spirito Santo disse: mettetevi da parte Paolo e Barnaba perché li ho chiamati al ministero. Era lo Spirito Santo che chiama, è lo Spirito Santo che dà. Io posso vedere in te delle qualifiche, posso vedere che magari hai dei requisiti e posso dirti: senti,
prega, io vorrei vederti impegnato per questa cosa qui, ma se non c'è l'unzione e la chiamata dello Spirito Santo sulla tua vita, durerai poco, starai poco e te ne andrai, perché non sei stato chiamato da Lui, sei stato visto da me e magari io ho potuto vedere, magari delle caratteristiche che avrebbero potuto in qualche modo anche impegnarti in un compito, ma se tu non senti la voce dello Spirito Santo che ti chiama, non hai il peso della chiamata di Dio. Servire il Signore ha un costo. Quanti lo sanno che ha un costo? È un costo vero, reale. Il vero adoratore, ascoltate bene, il vero adoratore è colui che ha un prezzo da pagare. L'adorazione è quello che ho detto martedì sera, che mi ha toccato moltissimo. Quante volte leggo la scrittura, leggo la Bibbia, ormai sono 50 anni e più che leggo la parola di Dio, chissà quante volte l'ho letto, ho smesso di sapere quante volte l'ho letta, ma credetemi non so ancora niente, zero, realmente sono proprio dalla conoscenza della parola di Dio. Il lebbroso, la scrittura ci dice, è bellissimo, vorrei che lo prendessimo un attimo insieme, se non mi sbaglio l'avevo anche qua. Matteo capitolo 8, versetto 2. Puoi metterlo, Debbie, per favore? Guardate, chi è il vero adoratore? Vi ricordate Gesù cosa disse alla Samaritana? La Samaritana si chiedeva, dove bisogna adorare a Gesù? A Gerusalemme o nell'alto monte dove andiamo noi? Perché lì è dove fu dato, dove Abramo portò suo figlio, Isacco. Dice, noi andiamo lì, voi andate di là, dove bisogna adorare? E Gesù gli disse, donna, allora viene. Anzi, è già avvenuto, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E poi aggiunge, sono tali gli adoratori che il Padre cerca. Dio cerca ancora di veri adoratori. Allora, qual è il vero adoratore? Chi è il vero adoratore? Il vero adoratore è questo qui. Ed ecco un lebbroso venne e lo adorò. C'è una differenza, una notevole differenza, di venire in chiesa, chiedere qualcosa al Signore, quando Lui te la dà, allora lo lodi. Il Signore ha risposto, gloria a Dio. E il Signore non risponde, cosa fai? Quest'uomo qui è un uomo che viveva fra le catacombe. Era un uomo che viveva così, erano coloro che avevano la lebbra. Vivevano nel cimitero, nascosti in una catacomba, e lì dovevano finire, lì era la loro fine. Quindi quest'uomo a un certo punto della sua vita, voglio soltanto raccontarvi un po' com'è la storia, a un certo punto vede una piccola macchiolina su una parte del corpo e quindi la inizia a analizzare, vede, dice, ma chissà, forse sarà allergia, non lo so, cosa può essere. Pian piano questa macchia inizia a ingrandirsi. Pian piano, allora la moglie, magari i figli o una famiglia, gli dice devi andare dal sommo sacerdote e devi farti vedere, perché allora il sommo sacerdote era anche un medico, era il dottore, era quello che ti diceva puoi rimanere nella società o non puoi stare nella società, perché se quella malattia era una malattia infettiva doveva uscire dalla società. Allora lui si fa vedere la prima volta, magari il sacerdote l'ha analizzato la prima volta e gli dice ma non lo so, non mi espongo ancora, perché poteva fare anche questo, torna fra 15 giorni. E pensate un po' l'ansia di quest'uomo che man mano la continua a vedere questa lebbra e continua a esserci sempre lì, sempre di più. Allora inizia a guardare la lebbra, pian piano prende tutta la mano o la parte del corpo dov'è. E allora si fa vedere una seconda volta, magari il sacerdote non si espone ancora e dice devi ancora stare 15 giorni, ma devi stare distaccato dalla tua famiglia, un po' come la pandemia, devi stare in camera, chiusa, staccato, però in casa, poteva vedere. La terza volta va dal sacerdote, il sacerdote dice lebbra, tu da questo momento devi completamente andare fuori dal centro abitato e devi andare nel luogo che erano i cimiteri, dove ci sono altri lebbrosi come te, perché lì sarà la tua fine. Posso salutare la mia famiglia? No, non puoi tornare indietro. Tu devi in questo momento metterti un sacco addosso,
coprirti completamente e devi gridare quando vedi qualcuno da lontano, immondo, perché devono scansarsi. Fratelli, questo è il peccato nella vita dell'uomo, perché inizia piano e poi si espande. La lebbra nella parola di Dio è considerato il peccato. Inizia piano, non te ne accorgi, ma poi man mano si espande. Ok. E cosa fa quest'uomo? Qualcuno gli dice, mentre era lì nel cimitero, gli dice, sai, sta passando Gesù. Da dove sta passando? Gesù. Da dove sta passando? È nel centro abitato. E lui che cosa fa? Sapendo che nel centro abitato non può andarci, non potrebbe andarci perché viene lapidato, muore sul colpo, lo lapidano, perché quando vedevano un lebbroso nel centro abitato dovevano lapidarlo. Lui sfida questo, perché se tu vuoi incontrarti con il Signore devi sfidare anche quelli che ti sono contro. Se hai bisogno di essere liberato dal Signore, devi allontanare dalla tua mente tutto quello che può dirti ma questo non lo puoi fare, ma quello non lo puoi fare, perché il tuo obiettivo è quello di incontrare il Signore, come quei 4 amici che hanno aperto il tetto affinché quel loro amico scendesse giù davanti al Signore. Hanno trovato ostacoli davanti a quella casa, ma hanno aperto il tetto e l'hanno calato davanti a Gesù. Allora avviene queste cose, che cosa fa? Lui scappa e va dal Signore, arriva davanti al Signore e che cosa avviene? Per favore, puoi rimettermi Deborah? Deborah? Puoi rimettermi il verso, per favore? E allora che cosa avviene? La parola di Dio dice che egli viene... No, il versetto quello è l'adorò. Ecco, un uomo lebbroso venne e l'adorò dicendo, Signore... Questo per me è la più bella predicazione che esiste nel Nuovo Testamento. Non so voi, ma questa è la più bella predicazione che io trovo nella Bibbia. Innanzitutto stiamo parlando di un giudeo. Un giudeo aveva ben chiaro nella sua mente chi era il Signore, a chi doveva chiamare Signore. Tu amerai il Signore Dio tuo e non ti prostrerai davanti a nessuna creatura. Questo era il comando che Dio aveva dato ai giudei. Quest'uomo va da Gesù e si inginocchia davanti al Signore. Questa è la vera adorazione, perché l'adorazione è prostrarsi davanti al Signore. Si prostra davanti a Gesù, si inginocchia davanti a Gesù e non gli chiede niente se non altro, Signore, se tu vuoi, tu puoi. Che bella predicazione. Un lebbroso venne e l'adorò. E lo adorò. Venire nella casa del Signore, venire qui questa mattina con un profondo senso di adorazione verso il Signore, non per quello che Lui mi deve dare, ma per quello che Egli è. Lui è Dio, Lui è il Signore e non ci deve niente, non ci deve neanche mostrare nulla. È solo per la Sua grazia che Lui ha aperto i nostri occhi, ha aperto le nostre orecchie, ha aperto il nostro cuore, ci ha dato un cuore, ha tolto un cuore di carne, ci ha dato un cuore di pietra e ci ha dato un cuore di carne, sensibile, venne e lo adorò. Fratelli, nel momento in cui, ascoltate bene, io sono convinto di questo, che nel momento in cui veniamo in chiesa con questa attitudine di adorare il Signore, noi vedremo cose che non abbiamo mai visto. C'era un predicatore che stava predicando una domenica in una chiesa molto grande. E mentre lui stava predicando si apre la porta della chiesa in fondo e una donna entra e velocemente, frettolosamente va davanti e si inginocchia a terra. Mentre il predicatore sta predicando, come in questo momento, se qualcuno venisse là, si apre e si prostra a terra. Tutti quanti voi che siete qui, che cosa fareste? Attira l'attenzione, cosa succede? Questo predicatore che era ospite in questa chiesa, il pastore era seduto vicino a lui, gli dice, conosci questa donna? Lui dice, no. E allora lui dice al gruppo musicale, il pastore dice, suonate, cantate qualcosa, perché c'era un imbarazzo. C'era una donna prostrata a terra, non sapeva che cosa questa donna volesse. Allora questo predicatore, pastore, che era anche lui ospite in questa chiesa, si avvicina insieme al pastore e dice, cosa possiamo fare per te? E lei dice, non è qui che voi
Credete, pregate all'Iddio dei miracoli? Non è qui che credete all'Iddio dei miracoli? Non è questa la vostra predicazione? Sì, certo, dice, noi crediamo nell'Iddio dei miracoli. E questa donna non poteva avere più di 30 anni e disse, allora pregate per me, perché io pochi mesi fa ho avuto la gioia di avere 2 gemelli. Quanto sono belli i miei gemellini! Ma mi hanno diagnosticato un cancro, mi hanno dato 3 mesi di vita. Pregate per me. E si prostrò a faccia a terra. Questo predicatore, che io conosco molto bene, è stato mio insegnante alla scuola biblica, disse, in quel momento ho realizzato che c'era una donna che era venuta in chiesa per incontrarsi con Gesù. Noi stavamo svolgendo il nostro solito culto come siamo abituati a fare, la domenica mattina o che il giorno era, si stava svolgendo il culto, i 3 canti, la testimonianza, ma c'era una donna che ha rotto gli schemi, è venuta davanti, si è inginocchiata a terra perché aveva un bisogno, un urgente bisogno di incontrarsi con il Signore. E quella donna è stata guarita. Completamente. Adesso i 2 gemellini hanno 22 e 24 anni. Hanno altri figli, 24 anni. Hanno avuto altri figli. 22 anni gemellini e hanno altri 2 figli ancora. Che non ne poteva avere, fra l'altro, Questo è il nostro Dio. Dio è in cerca di veri adoratori. Dio sta cercando uomini e donne che lo lodano, che lo glorificano, che non siano religiosi, che non escono dal cattolicesimo e entrano nella chiesa evangelica, pentecostale, avventista, metodista, battista e tutto quello che va dietro. Dio sta cercando veri adoratori che si prostrano ai suoi piedi, che lo adorano in spirito e verità, che cercano Gesù, che vivono con Gesù. E allora la presenza di Dio nella nostra vita è importante la presenza del Signore. Quando si è rotto questa presenza? Nel giardino dell'Eden. Quando c'è stato il peccato, la presenza di Dio non era più con l'uomo. La parola di Dio dice così, guardate, Genesi capitolo 3, versetto 8, che Genesi 3,8, poi udirono la voce dell'Eterno, l'Iddio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno fra gli alberi del giardino. All'inizio Dio camminava con loro, stava con loro, la sua presenza era con loro. Poi hanno peccato e cosa hanno fatto? Si sono nascosti, perché il peccato ti fa nascondere da Dio. Il peccato ancora oggi, quando tu sei nella chiesa, ti nascondi. Perché vedi il peccato. Ti allontana da Dio il peccato. Ma, grazie a Dio, che Dio ci ha dato un avvocato. Wow! Un avvocato. E non paghiamo niente. Io ho provato un giorno ad andare da un avvocato, una sola volta nella mia vita. E mi ricordo ancora quando ho pagato. Per difendermi di cose che non avevo fatto. Entrare ed uscire dalla presenza di Dio, può succedere questo? Sì, può succedere questo. Genesi capitolo 4, versetto 16, allora Caino si allontanò dalla presenza dell'Eterno e dimorò nel paese di Nord, ad est di Eden, cioè si allontanò dalla presenza di Dio. Ma abbiamo detto all'inizio, se Dio è onnipresente, come posso allontanarmi dalla presenza di Dio? È un controsenso, siete d'accordo? No. Allora dobbiamo distinguere. Dio è presente sempre, in qualunque luogo, in qualunque posto, ma sono io che mi allontano dalla presenza di Dio. Sono io che mi allontano dalla presenza di Dio. E come faccio ad allontanarmi dalla presenza di Dio? Lo dice anche Giona, capitolo 1:3. Sapete cos'è che ti allontana dalla presenza di Dio? Una delle cose, ma secondo me la più importante, è la disubbidienza. Quando tu non ubbidisci, ti stai allontanando dalla presenza di Dio. Quando un genitore, un papà e una mamma
dei genitori parlano a un figlio e gli dicono non fare questo. Lo dicono per cosa? Perché lo vogliono male? Lo dicono per il loro bene, siete d'accordo? Non fare questo, non agire in questo modo, non fare questa cosa, ti fa male. Che cos'è che l'allontana dai genitori? È la disubbidienza. Disubbidire ti allontana. Guardate, Genesi capitolo 1, versetto dall'1 a 3. La parola dell'Eterno fu rivolta al giorno, figli di Amitai, dicendo: levati, va a Ninive, la grande città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita davanti a me. Ma Giona si levò per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza dell'Eterno. Lontano dalla presenza dell'Eterno. Così scese a Giaffa e dopo trovò una nave che andava a Tarsis, pagò il prezzo stabilito e si imbarcò per andare da loro a Tarsis, lontano dalla presenza dell'Eterno. La disubbidienza ti allontana dalla presenza di Dio. Disubbidire ti allontana dalla presenza di Dio. A volte tu pensi che Dio è ancora con te. Sapete chi è che fece questo errore? Sansone. Sansone aveva una forza terribile, nessuno lo poteva vincere. Sapete chi è che lo vinceva a Sansone? Chi l'aveva vinto? Beh, lo sapete, no? Un po' in storie lo sanno anche i bambini. Lui aveva un debole per le donne. Le donne. Vediamo i film, no? I ricciolini di Sansone. Dai, dimmi, dov'è la tua forza? E finché lui gli rivelò dove era la sua forza. Era in quei capelli che lui non doveva essere. Perché? Perché aveva fatto un voto sua madre, era un nazireno, non doveva passare sul suo capo nessun rasoio. Ma lui poi gli rivela. Però lui dice una cosa, se andate a vedere, lui era convinto che Dio ancora era con lui, che lui si sarebbe svegliato dal sonno, Dio sarebbe stato con lui e avrebbe liberato e si sarebbe reso forte, ma Dio non era più con lui. Dio si era allontanato da lui e lo accecarono. E così dice la parola di Dio, per la disubbidienza di non aver fatto ciò che Dio gli aveva detto di fare. Fratelli, voglio dirvi una cosa. Questo è un verso che io ho sottolineato nella mia vita sempre, che mi è servito moltissimo. Mi è servito quando ero un membro di chiesa, che facevo parte di una comunità, ho fatto parte di 2 comunità. Una di Napoli e una qui a Vicenza quando sono venuto 40 anni fa. Ho sempre ubbidito, mi sono sempre sottomesso, anche quando le cose magari non erano come pensavo io. Dopo vi posso assicurare che più delle cose, tante di quelle cose, ho detto a mia moglie, e mia moglie lo sa, ho detto, aveva ragione su questo, perché quando poi diventi pastore, capisci cosa significa fare il pastore. Prima non lo capivo, e dicevo, ma non è possibile, Poi dopo ho capito, ho detto, ma su tante cose aveva ragione, sbagliavo io a pensarlo. A volte noi dobbiamo passarci per certe situazioni per comprenderle. Però voglio dirvi una cosa, c'è stato un uomo che Dio lo ha chiamato ad essere re di Israele, perché il popolo voleva un re. Di chi sto parlando? Saul. Che brava la mia chiesa. Di Saul. Saul è partito bene. Pensate, lui era in cerca di asine a casa, gli asini di suo padre, e Dio ha chiamato lui come asine e ha detto, ok, vieni. E lo unge re. Ma Saul commette poi degli errori grossolani. Uno di questi errori è che Dio gli aveva detto di andare in guerra e distruggere quella nazione e non portarsi nulla da quel popolo. Invece lui si portò le pecore, si portò, anche il re di quella nazione. Poi il profeta gli andò incontro e gli disse, che è questo belare? Ma io ho fatto quello che il Signore mi ha detto, addirittura lui aveva anche offerto un sacrificio al Signore, che non gli era dovuto ad offrire il sacrificio, perché doveva aspettare che fosse il sacerdote a offrire sacrifici. E Dio gli dice così, guardate, 1 Samuele capitolo 15 versetto 23. Ci sono certe cose che a volte noi non ci pensiamo,
Ma dobbiamo conoscere bene la Scrittura, dobbiamo comprendere, capire bene la parola di Dio. Guardate cosa dice qui. Poiché la ribellione è come il peccato di divinazione e l'ostinatezza è come il culto degli idoli, gli dei domestici. Perché hai rigettato la parola dell'Eterno, anche egli ti ha rigettato come re. La ribellione. Che cos'è la ribellione? Essere ribelle. Cos'è? Avete qualche ribelle in casa? Su, papà, mamma, avete un ribelle in casa? No, io questo non lo faccio, non mi interessa niente. No, non mi interessa niente. No. Ma guarda che, no. Guarda, piuttosto cambio chiesa, ma io non lo faccio. La ribellione, cosa dice? A chi somiglia? La ribellione è come il peccato della divinazione. E l'ostinatezza, sapete cos'è l'ostinatezza? No! Caschi, no! Ostinatezza. Non so se vorrei dirvi una cosa, ma non so, posso dire, Signore, aiutami. Va bene, un giorno io feci una cosa, ero membro di chiesa, che non causava nessun problema. Anzi, questa cosa che io feci insieme ad altri fratelli non causava nessun problema, anzi, in qualche modo ha anche dato un'importanza di testimonianza alla chiesa. Qualcuno che sa di quello che sto parlando mi capisce, io non posso dirlo perché sono anche in diretta. Però questa cosa diede fastidio al pastore della chiesa. Mi chiamò, a me, qualcun altro, e mi disse, bene, hai fatto questo senza dirmelo, hai fatto questo senza nessuna... E mi sospese dagli incarichi, da tutto. E non solo, ma questa situazione, io ero membro dell'Opera dei Gedeoni. Quindi fece una lettera all'Opera dei Gedeoni e mi fece sospendere anche dall'Opera dei Gedeoni. E io, silenzio. Andai al raduno nazionale dei Gedeoni e volevo difendermi in qualche modo, disse, ma non abbiamo fatto niente di particolare. Questo fratello disse così, ascoltate, disse, ascoltami fratello, io lo capisco, hai anche ragione, ma sottometterti all'autorità, mettiti da parte, Dio ti darà quello che tu desideri, ma mettiti da parte per il bene della Chiesa, per il bene dell'opera, fatti da parte. Sapete che questo mi pesò? Perché io capisco quando tu fai qualcosa di sbagliato e quindi crei, ma addirittura no, però dovetti stare da parte in silenzio e stavo lì perché mi sottomisi. E il Signore alla fine, quello che Lui aveva profetizzato sulla mia vita, lo fece avvenire. Perché disse, un giorno, quest'opera dei Gedeoni sarà nella tua comunità. Io non avevo ancora la comunità, non avevo niente. Sarà nella tua comunità l'opera dei Gedeoni. Da quanto tempo ce l'abbiamo, Ottavio, l'opera dei Gedeoni? 17 anni. L'opera dei Gedeoni nella mia comunità. Siamo stati la prima chiesa qui che abbiamo formato l'opera dei Gedeoni. Nella chiesa Marostica, Bassano, Vicenza e tutto qua. Voglio dirti questo, l'ubbidienza vale più del sacrificio. Ubbidire al Signore, ubbidire è quello che Dio
risponde alla tua vita. E Dio è con te, non ti lascia, non ti abbandona mai. Quello che ti allontana dalla presenza di Dio è la disubbidienza. La disubbidienza. Secondo voi la serva di Abramo cosa aveva fatto questa donna? Vi ricordate? Vi ricordate quando l'angelo è apparso da lei che cosa gli ha detto? Che cosa gli ha detto? Torna dalla tua padrona. Ma come? Mi ha preso, mi ha gettato fuori, mi ha preso da cosa? Torna dalla tua... Vai e sottomettiti. Perché voglio dirti questo, fratello mio, sorella mia, non c'è autorità che Dio non ha stabilito e non c'è autorità che Dio non può togliere in un momento, in un attimo. Soffia su di noi, non ci siamo più. Non ci siamo più. L'autorità suprema nella Chiesa è Dio. Gesù è l'autorità suprema della Chiesa. Lui è il Signore della Chiesa. Allora la presenza di Dio nella nostra vita deve essere così tangibile che gli altri la devono vedere. A volte soffriamo qualcosa, a volte paghiamo un prezzo, a volte cerchiamo di stare, di testimonianza davanti al Signore, perché la tua testimonianza è più forte della tua ragione, del tuo avere ragione. La tua testimonianza, a volte noi non ci rendiamo conto, prendiamo delle posizioni, ve lo dico come pastore, a volte prendiamo delle posizioni senza rendercene conto del danno che facciamo agli altri che sono intorno a noi. Ha mai pensato cosa succede quando un membro di Chiesa se ne va dalla Chiesa? Hai mai pensato cosa avviene, cosa succede? E tutto questo perché? Perché io devo fare quello che... Perché io... E facciamo del male agli altri. Ma la parola di Dio dice così, attenzione. Guai a chi scandalizza. Guai a chi scandalizza uno dei piccoli fanciulli. Perché quelli che sono saldi, fermi nella via del Signore, saldi, non si smuovono, ma sono i deboli. Sono quelli che a volte bisogna anche dargli, dirgli il perché, cosa è successo, cosa è accaduto, perché. E allora noi come pastori dobbiamo dire solo, non dobbiamo dire niente, perché Dio sa ogni cosa e conosce ogni cosa. Io devo semplicemente portare l'opera di Dio che mi ha chiamato a fare, predicare la parola di Dio. Insistere in tempo e fuori di tempo. E questa mattina quello che io voglio dirti, fratello, sorella mia in Cristo, è questo. Tu hai un'importanza vitale nella tua vita. Dio vuole incontrarsi con te ogni giorno, ogni istante, ogni momento della tua vita. Dio vuole parlare con te, Dio vuole benedire la tua vita affinché tu possa essere benedizione per gli altri, affinché tu possa essere luce. Dio ci ha scelti perché noi possiamo essere luce e sale della terra. Dio ci ha scelti per essere benedizione in un mondo dove non c'è la benedizione. Dio ti ha chiamato proprio nel posto di lavoro dove sei, in quel luogo dove tu sei. Dio ha scelto te. Ti sei mai domandato, ma perché mi trovo qui? Perché Dio ti ha chiamato proprio lì, in quel posto, in quel momento. Parlavo proprio con un fratello in settimana e dicevo, guarda, se sei stato lì anche solo per questo, è una grande benedizione. C'era un fratello che frequentava questa comunità, che praticamente era stato all'Ocean, lui aveva preso un tempo tramite l'agenzia, ha lavorato lì, ha parlato del Signore a una persona, lo ha portato in chiesa un martedì sera, questa persona è stata toccata dal Signore, abbiamo pregato insieme, ha ricevuto Gesù nella sua vita, dopo 2 giorni ha fatto un incidente e è morto. Lì a Romano d'Alto ha sbagliato di entrare, a posto di entrare nella corsia, è entrato nell'alta corsia, ha fatto un frontale e è morto. E lui diceva, il Signore mi ha portato in quell'azienda, mi ha fatto lavorare per 15 giorni e io non capivo il perché, ma per parlare del Signore a qualcuno, immaginatevi,
Ecco per cosa ti ha chiamato il Signore. Il Signore non ti ha chiamato per fare la tua volontà, ma per fare la sua volontà. Il Signore ci ha chiamati per fare la sua volontà, non la nostra volontà. Io posso dirti questo, che la tua volontà non funzionerà mai. Potrei avere tutte le ragioni di questo mondo, ma non funzionerà mai. Quando invece la tua volontà si collega alla volontà di Dio, non ti preoccupare, perché Dio risponderà a quello che tu stai pregando, a quello che tu vuoi. È importante. Possiamo venire in chiesa, ma non essere in comunione con Dio. Possiamo venire in chiesa, possiamo venire qui, possiamo adorare, ma non essere in comunione con Dio. Sapete perché? Perché non viviamo in comunione con la fratellanza, con la Chiesa del Signore. Se la Chiesa è una famiglia, se la Chiesa dove il Signore mi ha messo è la mia famiglia, io sono parte integrante di questa Chiesa. Siete d'accordo oppure no? È la mia famiglia. Qualcuno domenica è venuto da me, pastore, ho bisogno. E quando è che me lo chiedevi, questo bisogno che avevi? Cosa hai aspettato? Siamo la famiglia del Signore. Siamo chiamati a questo. Se tu non vai da un fratello, una sorella, dove vai? Da chi vai? Chi può ascoltarti? Chi può pregare per te? Dio desidera avere comunione con te. Possiamo vivere nella stessa casa, ma non avere comunione l'uno con l'altro. Egli desidera farci gustare il suo amore, la sua dolce presenza. Tu puoi vivere in una casa, ci sono molti che sono separati in casa, lo sapete? Ci sono molte coppie che sono separate in casa, vivono nella stessa casa, ma per la gente che stanno fuori è una famiglia perché sono insieme, però in casa non si parlano, non si guardano, non si confrontano, non parlano l'uno con l'altro. Allora tu puoi vivere nella Chiesa, ma non essere parte della Chiesa. Allora questa mattina che cosa ti sto predicando? Ti sto predicando questo questa mattina. O meglio, vorrei che tu potessi questa mattina lasciare che lo Spirito Santo possa parlare al tuo cuore. Dio c'è, la presenza di Dio ovunque, e Lui è onnisciente e onnisapiente. Poi Dio si manifesta in mezzo al suo popolo quando noi lo adoriamo. Però io posso stare anche in mezzo a una manifestazione della presenza di Dio, ma non essere toccato dalla presenza di Dio. Io posso andare sotto una doccia e non bagnarmi, lo sapete, sì? Perché vado con un ombrello, sto là sotto, piove, mi cade intorno ma non mi fa niente. E molte persone vengono in chiesa e aprono l'ombrello, perché la loro mente è ancora fuori, non è qui. Ma quando noi veniamo e ci prostiamo come quel lebbroso e diciamo: Signore, io so che se tu vuoi, tu puoi. Non mi devi dimostrare nulla. Io non ho bisogno che tu mi dimostri nulla. Io so che se tu vuoi, tu puoi. E allora Cristo abita nella tua vita, nel tuo cuore. Perché malgrado le circostanze, malgrado le situazioni, malgrado quello che tu vedi davanti a te, tu hai quella certezza che Cristo è in te. E se Cristo è in te, non avrai paura di nulla. Non hai paura del domani, non hai paura di quello che accadrà. Perché? Perché la tua vita appartiene al Signore. Non sei un uomo religioso che va la domenica in chiesa, tu sei la Chiesa. Tu sei la Chiesa di Gesù Cristo. Tu hai un'autorità, l'autorità che Dio ha dato ai figli di Dio. Alziamoci nel cospetto del Signore. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Gloria a te, Signore. Vorrei soltanto che poteste inchinare il vostro capo, chiudere gli occhi. Chissà da quanto tempo tu frequenti la Chiesa, chissà da quanto tempo tu hai sperimentato nella tua vita una liberazione, una guarigione. Ma questa mattina quello che voglio dirti è questo. Dio è in cerca di veri adoratori. Dio sta cercando adoratori ancora oggi. Coloro che l'adorano in spirito e verità. Coloro che hanno fatto di Gesù il loro Signore, il loro Salvatore. Coloro che non vanno dal Signore solo per ricevere, ma vanno dal Signore per ringraziarlo tutti i giorni della loro vita. Coloro che hanno un rapporto personale con il Signore e pregano per la loro famiglia, per i loro figli, per il marito, per la moglie. Magari il marito è inconvertito ancora che non conosce il Signore, che esce la mattina e la moglie sta pregando per lui, affinché il Signore lo protegga, affinché il Signore possa benedirlo. Così vale anche per la moglie.
Magari il marito sta pregando per la moglie affinché il Signore la protegga, la sostiene, incoraggia, parla al suo cuore. E quando si torna la sera a casa, quella casa possa essere una casa benedetta dal Signore, una casa dove c'è la presenza di Dio, dove i figli crescono in santità di vita, dove non ci sono urli e strilli, dove c'è l'amore di Dio, dove c'è la pace di Dio. Dio sta cercando tali adoratori. Dio sta cercando case dove poter essere la sua dimora, dove poter venire ed abitare completamente. Sì, Gesù disse a Zaccheo, Zaccheo scendi giù, perché oggi io vengo ad abitare in casa tua, vengo ad albergare in casa tua. Questo è quello che il Signore questa mattina vuole dire alla tua vita. Io desidero venire ad abitare in te, desidero vivere in te, desidero avere una comunione costante 24 ore su 24. Non puoi prenderti del tempo per me, soltanto quel tempo in cui mi dedichi perché hai bisogno di me. Smettila, smettila. Perché io fino ad ora mi sono preso cura di te e mi prenderò ancora cura di te, ma io voglio fare di te uno strumento nelle mie mani, affinché tu possa essere di benedizione per gli altri, affinché gli altri possano vedere me attraverso di te, la tua vita, che parla di me, che testimonia di me, che la tua famiglia stessa, che i tuoi figli, che tuo marito, tua moglie, possa vedere che in te ci sono io, dice il Signore. Sono io che proteggo la casa, sono io che benedico la tua casa e sono io che ti proteggo. Questo è quello che chiede il Signore. Dio vuole fare della sua Chiesa una Chiesa vittoriosa, una Chiesa che possa conquistare il mondo, che possa conquistare questa città, che possa conquistare ogni luogo dove la pianta del piede tua cavalcherà. Tu possa dire, Signore, voglio questo luogo per te, desidero questa casa per te, Signore, desidero questa azienda per te, Signore, desidero ogni operaio che tu mi hai dato, che io possa essere una testimonianza di te. Perché fratelli, in questo tempo noi non sappiamo quanto tempo rimarremo, quanto tempo Dio ci chiamerà ad essere, però in questo momento noi apparteniamo a Lui e vogliamo essere luce e vogliamo dire, Signore, usati di me, amen. Vogliamo dire, Signore, usati di me. Gloria a Dio. Padre, noi ti ringraziamo per la tua parola. Signore, fa che questa parola, che questa mattina io abbia potuto predicare, possa compungere i cuori, possa toccare, possa parlare ad ognuno di noi. Signore, perdonami se in qualche modo ho detto qualcosa che non glorificava il tuo nome, ma Signore, tu sai come toccare i cuori questa mattina, come trasformare, togliere qualcosa che magari io abbia detto che non sia stato di incoraggiamento. Signore, chiedo a te, lo Spirito Santo, di parlare ad ognuno di noi, di continuare a parlare alle nostre vite, che possiamo, Signore, essere attenti alla voce dello Spirito Santo. Signore, noi sappiamo che tu sei dovunque, in ogni luogo e in ogni posto, ma noi vogliamo dirti, Signore, vivi in noi, vivi in ognuno di noi. Signore, regna in me, regni nella mia vita, fa che io possa testimoniare di te, fa che io possa raccontare agli altri che mi sono incontrato con Cristo risorto e che Gesù è vivente. Padre, accompagnaci alle nostre case, rimani con noi sempre, in ogni istante della nostra vita. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Buona domenica, fratelli. Buona domenica a tutti quanti voi.